Sabato 30 ottobre il Partito Democratico della città di Padova terrà 20 banchetti nella città. Saranno banchetti nei quali porremo innanzitutto il tema dell'adesione al Partito Democratico. Vogliamo che l'Italia si prepari a un futuro migliore, questa sarà la campagna comunicativa, la possibilità anche di iscriversi al Partito Democratico, l'invito ai cittadini di fare la loro parte per pensare a un'Italia migliore. Sarà anche una campagna nella quale avremo presenti tutti i nostri dirigenti, dagli assessori al sindaco, ai parlamentari, ai consiglieri regionali, e denunceremo quello che è avvenuto nel Veneto, perché dopo una campagna elettorale all'insegna di prima il Veneto e del federalismo e più risorse per il nostro territorio è successo l'esatto contrario. I trasferimenti da Roma al Veneto sono calati con Zaia del 32%, 358 milioni di euro in meno per la Regione Veneto per il 2011, 400 diventeranno nel 2012. La stessa cosa è avvenuta per i comuni della provincia di Padova, oltre 70 milioni di euro in meno per il 2011 e soprattutto per il comune di Padova il taglio sarà di 16 milioni complessivi fra 2011 e 2012. Abbiamo voluto rappresentarlo con questa immagine dicendo le cose in maniera chiara. La Lega taglia i veneti, non prima i veneti come hanno detto durante la campagna elettorale, ma in realtà i cittadini del Veneto avranno meno risorse per poter dare risposte, per i comuni avranno meno risorse per poter dare meno risposte alle domande dei cittadini sul terreno sociale, sulla scuola, sul trasporto pubblico, quindi saranno molti temi. Ci piace anche rappresentarla in un'altra forma, quello che sta avvenendo per il Veneto è una forma un po' volgare, ma non dipende da noi la volgarità. Ecco quello che accadrà per i cittadini del Veneto: anziché avere più risorse ne avranno a disposizione meno, e la responsabilità di questo, non c'è ombra di dubbio, tanto a livello nazionale quanto nella nostra regione, è in principal modo della Lega Nord. Quindi crediamo che questi banchetti rappresenteranno il modo con il quale spiegheremo ai cittadini perché i comuni avranno più difficoltà a dare risposte nel corso del prossimo anno, perché saranno costretti probabilmente a tagliare qualche servizio, perché saranno costretti ad aumentare i costi di questi servizi. La responsabilità è di un governo che ha voluto tagliare del 32% le risorse trasferite alle regioni, di una percentuale molto elevata ai comuni, e non ha tagliato invece i ministeri, che sono stati tagliati solo del 3%. Ovviamente in questa situazione chi pagherà saranno i cittadini più deboli, i cittadini che già faticano ad arrivare a fine mese, i cittadini già colpiti dalla crisi, perché ovviamente non dimentichiamo che in questa regione sono aumentati il numero dei lavoratori in cassa integrazione, siamo ormai arrivati a 120.000 lavoratori in cassa integrazione, si è raddoppiato il tasso di disoccupazione giovanile, siamo passati dal 7 al 15%, e quindi in una fase di crisi in cui i cittadini avrebbero più bisogno di sentire lo Stato vicino, di sentire la solidarietà, l'assistenza, la possibilità in qualche modo di avere una mano da parte degli enti locali, da parte dell'amministrazione pubblica, in realtà purtroppo non riceveranno una mano, ma riceveranno esattamente questo.